Ecco, per l'1-1 lasciato a Bellaria, da qua bisogna ripartire. Com'è il clima tra i compagni? No, il clima tra di noi è molto positivo. Comunque a Bellaria abbiamo fatto un'ottima prestazione. Siamo stati sfortunati anche un palo, una traversa, grandi interventi del portiere. Però siamo consapevoli di aver dato tutto e l'abbiamo fatto anche in modo giusto, in modo corretto come vuole il mister. Quindi ripartiamo da queste consapevolezze e ci andiamo a giocare la partita domenica, a questo punto molto fondamentale per il cammino del nostro obiettivo finale. Rimane il rammarico di, come dicevi tu, di aver creato molto e non aver concluso le tante occasioni. Questa è una cosa che si è vista parecchie volte quest'anno. Sì, effettivamente magari molte partite proponiamo un bel gioco, abbiamo imparato a soffrire, giochiamo molto bene, però magari all'ultimo troviamo il fattore magari portiere che sta in giornata super o magari una giornata meno lucida per i nostri attaccanti e questo magari un po' ha condizionato qualche partita forse durante il cammino, però l'atteggiamento è stato sempre quello giusto, sia negli allenamenti che alla domenica, quindi più di tanto noi non ci possiamo rimproverare niente, penso, ognuno di noi, perché facciamo al 100% quello che il mister ci dice di fare negli allenamenti e in campo. Dietro l'angolo c'è già il Valle d'Aosta, domenica sarà un'altra partita dura. Oggi il Valle d'Aosta ha vinto nel recupero contro l'Alessandria, quindi troverete una squadra molto agguerrita. Sì, in effetti due vittorie consecutive può portare il Valle d'Aosta qui magari con molto entusiasmo. Noi dovremo fare senz'altro la partita, dovremo costringere loro a stare più accorti e magari a concedere poco, perché comunque qui a Bassano il nostro campo, il nostro pubblico è vietato assolutamente sbagliare. Tra l'altro nel Valle d'Aosta ci sarà un ex compagno, Iocolano, quindi sarà magari un motivo di rivalsa anche questo. Sì, sicuramente lui sarà a carico a 1000 anche perché domenica ha fatto gol, ha fatto un assist contro la prima classifica, quindi verrà qui magari un po' anche con il coltello tra i denti, se non altro per questi anni che è stato qui, magari tra alti e bassi, quindi vorrà far vedere che qualcuno si sbagliava sul suo conto e che hanno fatto male a mandarlo in prestito e quindi ci sarà stare attento, una partita difficile con questo pericolo in più. Michele Barbieri nell'1-1 di domenica rimane la tua bella prestazione, l'unica nota positiva di questa domenica. Sì, mi sono trovato bene, è stato bello giocare con la mia squadra e peccato per il risultato che potevamo portarla a casa questa partita. Comunque personalmente sono contento, cerco sempre di dare una mano alla squadra e di farmi trovare pronto dal mister. La tua 11ª presenza e quando il mister richiama tu sei sempre pronto, infatti hai sempre dato grande continuità alle tue prestazioni. Sì, sono anche orgoglioso, diciamo, di farmi trovare pronto perché è difficile, però cerco sempre di dare il 100% per la squadra, per me, per il mister e per tutta la società che mi vuole bene. Lasciato alle spalle il Bellaria, adesso arriva il Valle d'Aosta, quindi domenica bisognerà per forza vincere. Sì, cercheremo di fare una partita come di solito abbiamo sempre fatto, seguendo i consigli del mister e lottando per vincere. Dal secondo posto rimangono 8 punti di distanza. Tu ci credi ancora al secondo posto o per te l'obiettivo è quello dei playoff? Noi ci crediamo sempre e si vedrà alla fine il risultato, i conti si conteranno alla fine. Oggi nei vari recuperi il Renate ha vinto, l'Alessandria ha perso, quindi magari qualcosa si può ancora recuperare da qua alla fine. Sì, cercheremo sempre di dare il massimo, di portare a casa più punti possibili e domenica per domenica cercheremo di arrivare alla vetta.